Cari amici di Venti del territorio, ben ritrovati, buona serata a tutti. Siamo a Solighetto, frazione di Pieve di Soligo. Siamo in gran festa, siamo con il comitato amici di Solighetto e siamo con il presidente Cristian Gai e con una nostra carissima amica che intervisteremo fra poco. Iniziamo con Cristian, Sagra dell'Immacolata di Sant'Andrea inizia la grande e fino al 6-7 dicembre andremo avanti. Ciao, intanto ciao Luigi, benvenuto anche quest'anno qui da noi a Solighetto. In realtà finisce l'8 dicembre, così festeggiamo anche l'Immacolata. Partiamo con Sant'Andrea, che sarà domenica, e a tal proposito domenica ci sarà il palio, il famosissimo palio di Solighetto, che vedrà le contrade sfidarsi per le vie del paese con la carriola. Tante serate a tema, questa sera c'è il Pulled Pork, ma ai nuovi telespettatori a te la parola per indicare i piatti tipici di questa sagra. Questa sera c'è il Pulled Pork, sì, ma non solo, perché comunque abbiamo per i panini, abbiamo anche il pastin, abbiamo il formaggio cotto, abbiamo diverse proposte culinarie. Abbiamo, nonostante i panini, comunque tutta l'offerta della cucina che abbiamo di solito, con un menù che abbraccia la tradizione, perché come ogni anno trovi dal musette con le erbe alla trippa a tutto quello che può essere. Quest'anno facciamo anche il pitti umido, che è una novità. E chiudiamo in bellezza l'8 dicembre col nostro spiedo nobile di Solighetto. Con noi abbiamo Giorgia Tronfin, che è una volontaria del Amici di Solighetto. Giorgia, che dire, abbiamo visto te compresa tantissimi giovani alle nostre spalle che stanno servendo, quindi un doveroso grazie da fare a questi volontari. Certo, ringraziamo molto i nostri volontari, soprattutto i giovani, perché sono veramente tanti, quindi cosa dire, vi aspettiamo e venite a trovarci. Quindi Giorgia, noi ti ringraziamo e andiamo con te a fare un giro a salutare e ringraziare tutti questi volontari. Certamente. Noi ti ringraziamo Cristian per questo bellissimo invito che ci hai dato. Non resta che dare un appuntamento, un invito a tutti i telespettatori a venire qui a Solighetto dal 28-29 in poi per venire a visitare questa bellissima sagra. Sì, saluto tutti quelli che ci stanno vedendo e ascoltando e vi invito tutti a partecipare a questa sagra per assaporare le delizie del territorio. Delizie del territorio che me l'ha promesso, adesso andremo a visitare dietro le cucine. Noi vi aspettiamo qui al Solighetto con Giorgia, Cristian e tutto il suo staff, perché sicuramente sapranno deliziarvi di tutti i palati anche con il buon vino. A proposito, buon vino, c'è anche la famosa cantinetta. Abbiamo, per chi non è ancora stato nella nostra sagra, abbiamo una chicca, la famosa caneva dentro ai campanili di Solighetto. Quindi vi aspettiamo tutti qui fino all'8 dicembre, Solighetto, Comune di Pieve di Soligo.